stato solo un attimo, una scommessa, un gioco, regalarti quello sguardo che può sfidare il fuoco. Amici di Radio Special, amici dell'Ippodromo Arcoveggio e quindi di Ippo Group Cesenate, siamo di nuovo in gioco, siamo di nuovo in ballo, siamo di nuovo nella condizione di poter vincere delle ospitate all'Ippodromo Arcoveggio. Come? Semplicissimo, guardate il filmato che seguirà questo mio intervento e rispondete alla domanda che sto per farvi. I primi due che risponderanno correttamente al numero che vi chiedo di inserire, di mandare al numero 351 64 19 301, che è il numero di Radio Special, i primi due che cronologicamente risponderanno correttamente a quello che vi chiedo potranno essere ospiti per una giornata all'Ippodromo Arcoveggio. Qual è la domanda che vi faccio? Allora, ripeto, è una domanda riferita al filmato che andate a vedere adesso, che è la prima corsa del convegno di oggi, del 20 marzo, all'Ippodromo Arcoveggio. Sono dei cavalli giovani e partiranno dietro la macchina e io vi chiedo questo: quanti cavalli vedete che rompono l'andatura, cioè vanno di galoppo prima che le ali dell'autostart si chiudano? Ok? Se vedete un cavallo, due cavalli, nessun cavallo che incominciano ad andare di galoppo invece che di trotto, e lo noterete la differenza di andatura, dovete indicare quanti cavalli sono andati dall'andatura non idonea, che non è quella del trotto. Quindi è un cavallo 2 o 3, scrivete 1, 2 o 3. Il secondo numero che dovete sommare rispetto a questo è il numero che contraddistingue il cavallo che vincerà la corsa. Vincerà il numero 6, quindi 6 più il numero che avete messo precedentemente, che riguarda il numero dei cavalli che hanno sbagliato l'andatura. Quindi fate questa somma, il numero del cavallo che vince più quanti cavalli sono andati di galoppo prima che la macchina chiuda le ali. Ok? Quindi fate questa somma, mandatelo a questo numero 351 64 19 301, il numero di WhatsApp di Radio Special. I primi due vinceranno un pomeriggio all'Arcoveggio in nostra compagnia. Guardatevi la corsa e rimanete con Radio Special. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Stanno per partire i cavalli partecipanti alla prima corsa, un confronto per 3 anni di discreto livello. All'1 Grace F Emanuele Pistone, 2 Galassia Bug Carmine Piscuoglio, 3 Gaston Edoardo Baldi, 4 Geronimo Trio Maurizio Cheli, 6 Gubbio Lorenzo Baldi in seconda fila, 7 Gunther GSO Giorgio Cassani, 8 Grace Kelly Matley VP dell'Annunziata. Sono partiti con l'errore di Galassia Bug, Gaston è veloce, sbaglia Gubbio in partenza. E così al comando si ritrova Gaston nei confronti numero di Geronimo 6, Trio, Gubbio, che va a chiedere strada. Numero 2 a Galassia Bag squalificato. Vantaggio Geronimo Trio nei confronti di Gaston, la terza posizione per Grace F, la quarta per Gunther GSO, alla retroguardia Grace Kelly Matley. 15,3 per i primi 200 metri di corsa, che ha perso il suo favorito in avvio con la rottura da parte di Gubbio in dirittura. 400 metri iniziali da parte di Geronimo Trio in 31,8, seconda posizione per Gaston, la terza per Grace F, la quarta per Gunther GSO, mentre muove dall'ultima posizione Grace Kelly Matley, che prova a risalire il gruppo, che prosegue compatto ad andatura molto molto blanda, 49,1 addirittura i primi 600 metri di corsa. Geronimo Trio in vantaggio nei confronti di Grace Kelly Matley, che arriva al suo esterno, poi Gaston in seconda posizione in corda, va a fare la seconda pariglia Gunther GSO, chiudendo in coda Grace F. 1,5 per i primi 800 metri di nulla, con il leader che ora inizia ad accelerare in progressione, Grace Kelly Matley all'esterno, in corda rimane Gaston, poi Grace F con accanto Gunther GSO, chilometro in 1,21,1, di tutto comodo per Geronimo Trio, che allunga e si distende sulla retta opposta alle tribune. Nella sua scia c'è Gaston, la retta di là passata in 14,9, 1,36 3/4 di miglio. Geronimo Trio in chiara evidenza
prova a venire via Gunther GSO dall'ultima posizione, Gaston che fila il leader all'ingresso della dirittura d'arrivo, Geronimo Trio in vantaggio, Gaston che sposta con decisione di dentro Grace F a largo di tutti Gunther GSO, attacca Gaston, prova la difesa Geronimo Trio che riparte, si difende dall'avversario nel finale, Geronimo Trio si difende da Gaston al terzo posto Grace F. 29,8 ad arrivare, 1,18,4, tutto semplice per Geronimo Trio, una volta presa la testa, controlla e vince in maniera agevole nei confronti di Gaston che sulla chiusa veloce si avvicina un po', ma si deve accontentare del secondo. Al terzo Grace F, tutto il treno alla corda, 4-3-1 in numeri l'arrivo della prima dall'arcoveggio. Geronimo Trio con Maurizio Cheli per il team della Scuderia Trio, la vittoria di questo figlio di Man of Many Mission e Zante Trio, lo rivediamo nelle immagini, una mezza lunghezza a separare i primi due, Geronimo Trio da Gaston al terzo Grace F. È stato solo un attimo, una scommessa, un gioco, regalarti quello sguardo che può sfidare il fuoco.